Ha lasciato ieri sera stessa l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento firmando il foglio di dimissioni volontarie. Beppe Lumia, senatore del PD e grande escluso nella lista per le europee, se l'è vista davvero brutta ieri pomeriggio. L'esponente politico stava raggiungendo Agrigento, dove avrebbe dovuto partecipare ad un incontro politico elettorale, quando lungo la statale 189, denominata la strada della morte, la sua auto blindata, una Mercedes, si è scontrata con un Opel Corsa, capovolgendosi e finendo sotto ad una scarpata. L'auto sulla quale viaggiava Lumia era preceduta dalla blindata del politico. Secondo i primi accertamenti, l'auto del senatore avrebbe tamponato l'altra auto di scorta, costretta a frenare di colpo per evitare una vettura che li precedeva e che avrebbe rallentato improvvisamente. Inevitabile lo scontro. Lumia ha subito escoriazioni ed ematoni vari, ma le sue condizioni non sono state ritenute gravi dai medici del pronto soccorso del San Giovanni di Dio, ospedale che il senatore ha raggiunto a bordo della seconda auto di scorta. Lumia è stato sottoposto ad un controllo generale e ad una TAC che proprio ieri è stata inaugurata all'ospedale. Dallo scontro con la blindata hanno avuto la peggio invece due occupanti dell'Opel Corsa, una coppia di anziani residente a Valle d'Olmo, in provincia di Caltanissetta, che ha riportato diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia stradale di Lercarafridde e di carabinieri della compagnia di Cammarata.